la prima pubblicazione, quella delle avanguardie degli anni 20 nel cinema e nell'arte, è uno scritto che riprende anche un precedente scritto di Mario Verdone, perché anche lui ha parlato molto delle avanguardie, ma si sofferma prevalentemente sull'espressionismo. Io approfondisco di più invece il surrealismo e soprattutto il cinema di Buñuel. Buñuel è stato un grande eroe, perché attraverso, come del resto anche tutti gli altri surrealisti, ma il cinema di Buñuel riesce a essere più aggressivo, più riesce a trovare delle immagini più forti, perché lui attacca la borghesia messicana dell'epoca, quindi la borghesia e anche la chiesa messicana, che erano delle istituzioni troppo rigide e totalitarie e non consentivano la libera espressione dell'interiorità umana. E qui c'è tutto il lavoro di Buñuel, a partire da un chien andalou che ricordiamo la famosa immagine del taglio dell'occhio, che nella finzione in realtà non è un occhio umano ma l'occhio di una mucca, però ha una forte, è un simbolo molto importante, perché ci rappresenta un occhio che finalmente vede la realtà che si manifesta nella sua brutalità. Al secondo saggio, Schegge di videoarte, in cui lo spettatore diventa sempre più interattivo. Ecco, nei secoli lo spettatore, l'artista ha portato, l'obiettivo dell'artista era quello di liberare lo spettatore dal torpore. Se pensiamo per esempio anche alla pittura del Quattrocento, ma anche al barocco, no? Le figure, quando noi vediamo molte cupole, no? Barocche, e vediamo queste immagini che sembrano uscire fuori dalla cornice. Ecco, questo discorso viene approfondito ancora di più dai videoartisti, che nel loro lavoro vogliono aprire la mente e il cuore dello spettatore. Ecco, per esempio in Bill Viola, uno dei più importanti videoartisti internazionali, lo schermo televisivo è solo una mera cornice e l'immagine sonora interagisce liberamente con lo spettatore, aprendone la mente e il cuore. Paragiani ha una qualità particolare. Innanzitutto si interessa del rapporto tra arte e tecnologia, la dialettica tra questi due aspetti che crea questo nuovo modo di vedere la sintesi tra due ambiti della cultura che spesso sono distaccati e spesso anche in contrapposizione. Questa dialettica però lui la inserisce nel contesto storico, quindi recupera anche la memoria, e questo è fondamentale. Noi sappiamo che il cinema è un media, è uno dei maggiori media che esiste, uno dei primi insieme al teatro, e anche uno di quelli che hanno più rilevanza a livello storico. Quindi legare la dimensione storica a un media è un po' un atto rivoluzionario oggi, specialmente in quest'epoca in cui i media sembrano aver dimenticato la dimensione temporale. Oggi i mass media ci legano a un eterno presente che si ripete sempre con se stesso, cioè non esiste più il passato, non esiste più il futuro. Noi viviamo nel mondo delle immagini, dove attraverso il ciberspazio, ma anche la televisione, non facciamo altro che adorare un attimo, poi è sempre lo stesso. Quindi recuperare la dimensione storica e inserirla all'interno di questa dialettica tra arte e tecnologia è un lavoro che va premiato. Va premiato perché ci restituisce anche la funzione del linguaggio.
Ma noi sappiamo che si può anche non comunicare, questo a dispetto della scuola di Valoato. Non so se qualcuno di voi conosce la scuola di Valoato, la famosa scuola di psicologi che dicono non si può non comunicare. Invece no, possiamo anche avere problemi nella comunicazione, e questo ci insegna anche il teatro. Pensiamo al teatro dell'assurdo, Ionesco. La differenza tra comunicare e conversazionale. Conversare non significa comunicare, noi possiamo parlare e non dire niente, e questa non è comunicazione.